farlo, non mi stroncare per piacere, non dire che sono troppo poco. Scherzo, ovviamente. E ringrazio, vediamo chi posso ringraziare. Minozzo, ringrazio Minozzo, perché mi ha fatto una libreria da casa mia che è veramente un libro in spagnolo della puta madre, cioè una figata pazzesca. Minozzo, ragazzi, è un personaggio che nella mia vita... mi ha fatto anche la Scala Oscar. Adesso vi spiego cos'è la Scala Oscar, scusate, ormai tanto. Lo sapete come sono... Chi è venuto ai miei concerti tanto sa che finisce sempre in pacca. La Scala Oscar, io purtroppo poi ne parleremo, ho un bassotto, vabbè. E i letti sono ancora quelli di una volta a casa mia e così. E Oscar ogni volta si toccava a tirare da su. Allora, grazie a Minozzo e alla fantasia della mia compagna è stata costruita una Scala Oscar, che sono 3 gradini dove il mio bassotto sale e dorme tra me e la mia compagna. Su quello ci siamo messi d'accordo col bassotto, così ho la scusa per non darmi, non consegnarmi, come dicono da queste parti, eccetera, eccetera. Detto questo, tutte queste stronzate, ci sono un uomo e una donna che si lasciano e fanno l'amore per l'ultima volta e lei gli graffia la schiena e lui immagina che questi segni sulla schiena siano le stigmate di questo amore che gli rimarranno per sempre. La canzone si chiama Stigma.